credo che i bianchi friulani siano oggi stratosferici rispetto a molti altri. In effetti concordo, e fra l'altro ho visto nei produttori la consapevolezza che forse il nome friulano potrà essere un'ulteriore bandiera per poter rilanciare anche il territorio. E a proposito di territorio che nasconde grandi gastronomie ma anche grandi percorsi turistici, perché se partiamo da Trieste per finire a Piancavallo oppure da Lignano per finire ad Arta Terme, insomma ne abbiamo di tutti i colori, no? Ippolito Nievo diceva che il Friuli è un piccolo compendio dell'universo. Lo diceva perché evidentemente noi abbiamo una terra in cui ci sono le Alpi Carniche a 2800 metri e a 100 km, 120 km dalle Alpi Carniche c'è Lignano Sabbiadoro. Attraverso questi 120 km si può passare dalle città d'arte a splendide vallate, a laghi, al Collio, che è stupendo con i suoi vini, come abbiamo parlato, al mare, alla collina, c'è un po' di tutto. Una grande città europea che è Trieste, non c'è dubbio che è l'unica città europea vera di questa regione, perché Trieste è una città di un grandissimo profilo, con un porto sul mare, con un mare splendido, e poi tutto l'insieme, insomma c'è un po' di tutto, e davvero chi volesse farsi un'idea di com'è il mondo può venire qui, perché può andare dalla montagna al mare, eccetera. Credo che ci siano anche delle città che non sono conosciute a grandissimi livelli, non internazionalmente, ma che una volta che sono visitate sono assolutamente, non parlo solo di Cividale, ma potrei parlare anche di Palmanova, la città stellata, potrei parlare della stessa città in cui vivo, Tolmezzo, il capoluogo della Carnia, potrei parlare di Sacile con le sue acque, potrei parlare della stessa di Gemona come esempio di ricostruzione del terremoto, di Venzone, di tanti paesi del Pordenonese che sono uno più bello dell'altro, le risorgive di Fontana Fredda, insomma ci sono tantissime cose da vedere. Qui in Carnia, dato che oggi siamo proprio nella mia terra, credo che vada ricordato la Valpesarina, perché è un paese una vallata molto bella su cui si può davvero riscoprire la realtà della Carnia, fuori di sotto, fuori di sopra, come elemento di sviluppo turistico, e poi le terme di Arta che stiamo cercando di rilanciare, sul quale è stato fatto un investimento nuovo in pochi anni, negli anni scorsi, è stata messa a posto una struttura di assoluta qualità, stiamo cercando di fare di tutto assieme al sistema privato per rilanciarli, siamo un po' fuori dai circuiti, ma proprio per questo forse offrono maggiore serenità, maggiore umanità, perché essendo piccoline e raccolte, ecco, c'è un trattamento forse molto familiare che chi vuole rilassarsi può davvero tenere in considerazione. Ed è vero, perché in effetti, come ti ripeto, sotto la tua guida anche il vicepresidente Ciriani sta portando avanti con tutta l'agenzia un bel lavoro che sta divulgando queste grandi opportunità di questa regione che è al centro dell'Europa e che potrebbe diventare proprio il cuore pulsante per l'alternativa del caos e della grande situazione, diciamo magari dispersiva del turismo di massa, no? Ma assolutamente, c'è la possibilità di recuperare ritmi che forse vanno dispersi. Io ricordo che l'altro giorno al G8 eravamo sul castello di Miramare e c'erano i ministri degli esteri appunto dell'Inghilterra, della Germania, della Francia, c'era il rappresentante della Hillary Clinton che non aveva potuto venire, del Canada e quant'altro, e io dal castello di Miramare mostrai a questi rappresentanti le luci sul Golfo e dissi: quella è Croazia, quella è Slovenia, quella è Italia. Cioè rappresentare un posto in cui nell'arco di qualche centinaio di chilometri si può visitare 5 capitali europee non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, soprattutto per chi viene da terre vastissime, dal Sud America, all'America del Nord, dall'Australia, dal Giappone, avere anche la soddisfazione, perché c'è anche un'intima curiosità. Insomma, parliamoci chiaro, io mi ricordo una volta andai in Guatemala, eravamo 100 km dal confine che è il Salvador e volli sconfinare, se non altro per il piacere di avere un timbro nuovo sul passaporto, no? Sono quelle cose un po' che ti danno una libidine interiore, no? Ecco, io credo che rappresentare questo come un insieme, per cui tu davvero puoi scendere in aereo a Venezia, la sera sei a cena a Trieste, il giorno dopo puoi pranzare a Zagabria, cenare a Lubiana e con un minimo sforzo il giorno dopo raggiungere Vienna, che dista a sua volta 80 km da Bratislava. Cioè hai un insieme del mondo, il mondo dell'est, il mondo germanico, il mondo dell'est, il mondo latino, insomma credo che sia un'opportunità da giocarci tutti assieme, ed è per questo che io dico non dobbiamo farci la guerra tra poveri tra di noi, perché alla fine non andiamo da nessuna parte, ognuno poi si gioca le sue cartucce. Certo che se io vado in Toscana per un weekend preferisco che vengano in Carnia piuttosto che in Carinzia, però sui grandi profili internazionali giochiamoci questa carta tutti assieme, perché ci può essere che ci siano moltissime persone che vengono qui proprio perché sanno che in una settimana, in un weekend, possono davvero avere diverse opportunità. Prima di farti l'ultima domanda, possiamo dire che definire Renzo Tondo un friulano che ama i friulani, che ama il suo popolo, per il suo popolo e che ama la sua terra, è corretto? Ma sicuramente
Credo di sì, dovrebbero giudicare gli altri, io non sono in grado di dare un giudizio, non è giusto che io giudichi me stesso, però io provo un sentimento di affetto per la mia terra molto forte, nonostante io abbia, qualcuno non ha condiviso, fatto una battaglia contro un eccesso linguistico, cioè a me, io parlo friulano, lo chiacchiere con i miei figli, a chiesa, sul lavoro, eccetera, però ecco, quando vedo le estremizzazioni francamente non mi fanno piacere, perché mi interessa molto di più la radice vera di una comunità. C'è un dato che credo testimoni quanto, anzi sono due ragioni che credo possono testimoniare che forse quello che hai detto è vero. Il primo è che comunque, pur avendo avuto molte opportunità nella vita, ho sempre deciso di restare qui a fare il ristoratore. Cioè oggi a me se uno puntasse la pistola alla tempia e mi dicesse guarda che c'è una legge per cui non si può fare i ristoratori e il Presidente della Regione, direi alla fine del mandato torno a fare il ristoratore, perché quella è la mia vita e quella che ho trasmesso ai miei figli. E la seconda sta nei fatti, insomma, io ero parlamentare. Stavo bene a Roma, perché sai che a Roma insomma privilegiati si è, ti pagano bene, non hai responsabilità che sono quelle che ti fanno venire i capelli grigi, e io ho scelto di venire 1 anno e mezzo fa qui a fare una battaglia che tutti davano per persa, perché francamente nessuno pensava che io battessi il centro-sinistra di Riccardo Illy, senza chiedere il paracadute. Quando disse a Berlusconi guarda Presidente io in Friuli vinco, lui mi guardò un po' come uno sciagurato, ma io ero convinto invece che di quello che stavo dicendo. Gli ho chiesto candida me, non ti chiedo neanche di essere candidato a Roma se il caso perdo, perché di solito mi ricordo Alemanno, Rutelli si candidarono al sindaco di Roma, ma entrambi chiesero il paracadute, se perdo devo tornare in Parlamento. Io non chiesi niente, dissi io mi candido contro Illy, sono convinto di vincere, non ti chiedo niente, chiedo solo di lasciarmi andare. Questo perché per quanto a Roma si stesse bene, l'abbacchio è buono, la pagliata è buona anche a Roma, la matriciana la sanno far bene, eccetera. Per quanto si stesse bene anche a Roma, però il mio desiderio è tornare a occuparmi della mia gente. Quindi ho messo in discussione anche una carriera, perché io ero convinto dentro di me di vincere e ho vinto, però potevo anche perdere, e se perdevo alla fine non ero più a Roma, ero un semplice consigliere regionale. Questo perché? Certamente per l'orgoglio di una battaglia, perché la vita sono le passioni che tengono in piedi una persona, no? Cioè io volevo avere la forza di vincere questa battaglia e quindi ho fatto questa scelta e ho dimostrato quindi di voler tornare sul mio territorio per stare vicino alla mia gente. Domanda di rigore: il piatto è il vino che possa identificare Renzo Tondo. Ricordo sempre, e questa è un'altra cosa curiosa di Renzo Tondo, che lui ha detto che spesso si rilassa proprio tornando a lavorare nella sua attività. Diciamo che mi diverto a fare un piatto abbastanza semplice, molto, molto saporito e anche secondo me tosto. Parlo del salame quando è bello fresco, fatto passare sulla cipolla con una bella spruzzatina di aceto, tagliato a fettine molto grosse, servite su crostoni di polenta brustolita. Tu fai abbrustolire la cipolla, la spruzzi un bel po' di aceto per togliere un po' l'acidità eccetera, ci aggiungi 2 o 3 belle fette di salame fresco, però no? Non quello, è un po' bello grasso, molto tagliato, molto grosso, e poi lo servi su crostone di polenta. Ecco, diventa un secondo rispetto al quale se le fette di salame sono più di 3 puoi anche fare a meno di mangiare il primo, insomma. Ecco, e questo lo accompagniamo con un buon vino rosso. Siccome già il piatto è impegnativo, consiglierei un Merlot giovane sul quale potrei insistere anche sui profumi eccetera, però insomma abbinerei questi 2 piatti con questo vino. Renzo, ti ringrazio, un complimenti anche particolare alla tua famiglia Splendida, che comunque dà anche la tua impronta quando tu non ci sei proprio nel tuo ambiente di lavoro, perché in effetti è molto accogliente. Ci diamo quindi appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci, ci vediamo alla prossima.